Maltempo, violenta grandinata sulla Marca, dalla Castellana alla Pedemontana, chicchi come palle da tennis, danni ad auto e coltivazioni, anche raffiche di vento. Un albero cade nel giardino di una casa, siamo a Spresiano. Nel giorno della festa dell'arma, il bilancio di un anno di attività dei carabinieri, boom di codici rossi, oltre 400 in 12 mesi, furti, la piaga principale, massimo sforzo per il presidio sul territorio. Garage razziati a Santa Bona, la rabbia dei residenti, qui troppo degrado, non si interviene. Condannati a 28 anni in totale i 3 basisti del comando che nell'ottobre del 2016 assaltò a colpi di mitra un furgone portavalori seminando il panico lungo l'A27 a Silea. A Colle Umberto l'ultimo saluto a Matteo Tomasi, il 25enne morto in moto venerdì scorso sulla bara alla maglia della squadra di calcio. Il rombo delle moto ha accompagnato il feretro al cimitero. Sicurezza dei cieli, il 51esimo stormo di strana agli aerei militari di Italia e Svizzera per un'esercitazione interforze. Un weekend di gare con le auto storiche nel Trevigiano il 14 e 15 giugno l'8ª edizione della Marca Classica. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali, subito con le notizie in apertura. Nuovamente il maltempo che ha colpito la Marca, tutta la Pedemontana e anche la Castellana, chicchi di grandine come palline da tennis. Da Altivole a Riese Pio X, da Montebelluna a Povegliano e Volpago, la Marca nuovamente flagellata dal maltempo e i cittadini tornano a contare i danni. Questa volta non è l'acqua a preoccupare, quanto la violenta grandinata che intorno alle 16 si è abbattuta nell'area della Castellana e della Pedemontana trevigiana. Pioggia accompagnata da forte vento e soprattutto da chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis che non hanno risparmiato auto e coltivazioni. Tante le foto e i video pubblicate dai cittadini sui social e sulla pagina Facebook di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Molti automobilisti hanno cercato riparo nei sottopassi o sotto le tettoie dei distributori. Chi non ha trovato una copertura ora fa i conti con i danni a fanali, vetri e carrozzeria danneggiati dalla grandine. A Riese Pio X segnalato qualche momentaneo allagamento delle strade causato dai tombini ostruiti proprio dai chicchi di ghiaccio e dalle foglie. Danni anche a Spresiano, allagati alcuni sottopassi, mentre il forte vento ha abbattuto nei pressi del cimitero un platano lungo la Pontebana, caduto nel giardino di un'abitazione distruggendo la recinzione, fortunatamente senza colpire la casa. Divelti anche numerosi cartelli dei cantieri in corso. Così invece si presentavano i campi di mais ad Altivole, devastati da chicchi di grandine grandi come noci. E nel giorno della festa dell'Arma dei Carabinieri il bilancio di un anno di attività, boom di codici rossi, ma la piaga principale restano i furti. Oltre 400 codici rossi affrontati in provincia di Treviso negli ultimi 12 mesi. Spicca il dato sul contrasto alla violenza di genere, in particolare contro le donne, tra i numeri con i quali il comandante provinciale, il colonnello Massimo Ribaudo, ha riassunto l'attività dei carabinieri, celebrando in piazza Duomo il 211° anniversario di fondazione dell'Arma. Il dato non va letto come un incremento delle condotte, ma come una maggiore, finalmente attesa, attenzione e fiducia nei nostri confronti di tutto l'operato delle forze dell'ordine, nella possibilità di comprendere che solo attraverso una denuncia si può arrivare a liberarsi di questo tipo di condotte. Oltre 36.000 servizi di prevenzione svolti, 2.000 in più rispetto all'anno precedente, più di 141.000 i controlli su strada con un incremento di oltre 18.000. Controllo del territorio prioritario dunque, innanzitutto per la lotta ai furti nelle abitazioni e nelle attività economiche. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per incrementare la proiezione esterna, anche grazie all'arrivo di tanti nuovi carabinieri. Abbiamo incrementato esponenzialmente il numero di ore esterne, ritenendo che sia l'unico strumento sia quello di incrementare la presenza nelle strade e sperare che i servizi di prevenzione, la nostra rete di controllo del territorio possa arginare questo fenomeno che in alcuni periodi dell'anno è certamente non trascurabile. In aumento denunce e arresti, in particolare nei primi 5 mesi del 2025. Anche nel computo dell'attività dei carabinieri pesa il tema criminalità giovanile. Si fa prevenzione, oltre 8.000 gli studenti incontrati dai militari nelle scuole. Il fenomeno esiste, ma a livello preventivo e repressivo credo che ci siano state
intraprese tutte le iniziative che fosse necessario intraprendere. Negli ultimi 2 anni e mezzo sono arrivati 150 carabinieri giovani, noi riteniamo così di poter interloquire al meglio con tutte le varie generazioni. C'è bisogno di conoscere il loro modo di dialogare, il loro modo di relazionarsi, i loro bisogni. Con gli studenti degli istituti a indirizzo artistico, il comando provinciale ha realizzato un progetto sulla legalità. Le opere più significative sono state esposte sotto il colonnato del Duomo, una collaborazione andata al di là di quella che può essere la diffidenza da parte dei ragazzi. È una cosa che rende anche tanto onore ed è un bel avvicinamento tra il mondo adulto e quello giovanile anche. Ci sentiamo anche abbastanza al sicuro se le persone seguono tutti quanti le regole, ovviamente siamo tutti quanti sotto il loro controllo, siamo tutti in difesa loro ovviamente. Tra i militari insigniti di encomi e riconoscimenti gli investigatori che hanno indagato sull'omicidio di Margherita Ceschina a Conegliano, 44 i militari che negli ultimi 12 mesi hanno riportato lesioni in attività operativa. E c'è qualche caso che l'ha colpita anche umanamente in particolare in quest'ultimo anno? Non c'è mai una graduatoria, vorremmo far sentire tutti più sicuri, quindi insomma per noi ogni volta qualcuno sia in sofferenza per noi è una sconfitta. Ed è raffica di garage razziati in una notte a Santabona. Sarebbero ben 6 i garage razziati nella notte tra via Albona e via Capodistria nel quartiere Santabona a Treviso, un'area non nuova a furti ed episodi di degrado che da qualche tempo si fanno sempre più frequenti, come testimoniano residenti e lavoratori anche sui social. Antonio Mangano è uno dei residenti storici del quartiere che abita in via Albona dal 1978. Adesso è un po' di tempo che sembra che si siano accaniti sul nostro garage e hanno rubato, da quello che mi riguarda, a me personalmente niente, però ad altre persone hanno rubato la bicicletta e altre cose. Saltano, nonostante ci siano i cancelli e tutto, riescono comunque a entrare e questo logicamente porta un po' di nervosismo da parte delle persone, ci sono sempre novità, chiamate al telefono, guarda che sono entrati, ossia è una situazione poco piacevole. La teoria del signor Mangano è che il degrado sia andato via via progredendo dopo l'euforia iniziale in cui il quartiere venne costruito ad inizio anni 70, nel quale andarono ad abitare dipendenti pubblici. Gli anni hanno portato il degrado perché gli enti che erano proprietari di questi immobili non hanno fatto assolutamente niente negli anni, anzi ci hanno vessato con i prezzi, con gli affitti altissimi, con degli sperperi spaventosi. Molti inquilini decidono quindi di andarsene e la stessa cosa succede per i negozi che all'inizio erano discretamente frequentati, via via chiudono e questo logicamente porta a un degrado. Poi il palazzo è fatto in un certo modo e di conseguenza ci sono le possibilità alla sera di nascondersi, di permanere sotto le terrazze a fare rumore creando disagio logicamente per chi ci abita. il comune è informato della situazione, ribadisce il residente, ma poco o nulla fa per sanare i problemi, dallo sfalcio dell'erba alla cura generale. Gli spazi ci sono, il verde c'è, però non c'è cura praticamente, e per cui la popolazione diventa sempre più anziana, molti appartamenti non sono abitati, di conseguenza c'è uno stato così di precarietà. Siamo alla politica, si è concluso con un nulla di fatto la verifica di maggioranza a Cassugana. Un incontro interlocutorio, in pratica un nulla di fatto. Il confronto tra le forze di maggioranza di Cassugana, Lega da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra, è rimasto senza esito. E uguali a prima le posizioni rispetto alle fughe in avanti dei consiglieri comunali meloniani su zone rosse e sicurezza. A incontrarsi sono stati il sindaco Mario Conte e il presidente provinciale dei meloniani Claudio Borgia, che spiegano che occorrerà riaggiornarsi. Abbiamo iniziato le interlocuzioni del caso, si limita a dire Borgia, visti gli impegni di tutti, abbiamo deciso di riaggiornarci a breve per riprendere da dove lasciato. Di chiarimenti in corso parla il sindaco Mario Conte, che aggiunge servirà un confronto con i gruppi consiliari. Per affrontare la questione politica dunque anche i consiglieri comunali di Lega, Lista Conte e Fratelli d'Italia dovranno dire la loro. Così Conte a poche ore dall'incontro. Io credo che se rientriamo tutti nell'ambito del rispetto tra le persone, nella condivisione della maggioranza, non ci saranno alcuni problemi a continuare questa esperienza insieme. Diversamente, se qualcuno vuole andare avanti lanciando proposte irrealizzabili di fantapolitica che nulla hanno a che vedere con il programma elettorale, con l'attività che l'amministrazione sta facendo, sono liberi di farlo, ma lo devono fare uscendo dalla maggioranza.
L'auspicio è che non si arrivi ai ferri corti, d'altro canto il coltello dalla parte del manico ce l'ha il sindaco. La sua maggioranza reggerebbe anche senza i 5 consiglieri di Fratelli d'Italia, seppure solo per 2 voti. Quindi fuori la politica da Cassugana, ribadisce Conte. Treviso è Treviso, la regione è la regione. Se qualcuno vuole utilizzare Treviso come rampa di lancio per altri obiettivi, sappia che sta cavalcando e usando i cittadini trevigiani per motivi esclusivamente personali. Sindaco che è tornato a parlare di zone rosse e sicurezza in città all'inaugurazione di Sile Garden. Dove c'è musica c'è energia, c'è persone che girano, che ascoltano. Dal mio punto di vista di musicista c'è vita. Giardini di Sant'Andrea a ridosso della zona rossa. Per la seconda estate consecutiva contro il degrado si mettono in campo musica, teatro, aree picnic. Al via la rassegna Sile Garden che proseguirà fino a settembre. Tutti i giovedì ci saranno i concerti di jazz, il venerdì ci saranno i concerti di blues e poi negli altri giorni, dal mercoledì alla domenica, attività varie, bisogna scoprirle, ma soprattutto bisogna percepire il fatto che questo luogo è aperto e si può venire a visitarlo. Questa è una soluzione che noi affianchiamo all'attività di deterrenza che facciamo con le forze dell'ordine, quindi continuiamo questo processo di rendere sempre più sicura la nostra città, dove il prefetto ha individuato la necessità della zona rossa, l'abbiamo fatto con la zona rossa. In tutto il resto della città lo facciamo attraverso eventi come questo, Sile Garden, che porta bellezza e cultura, lo facciamo attraverso le attività della polizia locale, un presidio importante, costante nelle ore pomeridiane anche nei nostri quartieri e in sinergia con le forze dell'ordine. Questi sono gli ingredienti della ricetta per una città sempre più sicura. Nel giorno del vertice di maggioranza, Conte a tu per tu con il consigliere di Fratelli d'Italia che per primo ha chiesto il prolungamento della zona rossa in via Collalto, Alberto Ciamini. L'idea di fare di Sant'Andrea un contenitore musicale è stata proprio di Ciamini. Quando le proposte sono realizzabili vengono accolte, ha commentato il sindaco. Sarà un luogo che alla sera, dalle 21 in poi, sarà animato, quindi io confido molto e siamo assolutamente convinti che sarà un'opportunità importante per la città. La musica attirerà turisti e visitatori e farà fare un salto di mentalità anche ai trevigiani che generalmente questa zona la evitano. Credo che la mentalità o la frequentazione, l'abitudine alla frequentazione di alcuni luoghi è data anche proprio dalle situazioni contingenti che si propongono. Ed è scontro politico dopo l'approvazione al Senato del decreto sicurezza. Favorevoli 109, contrari 69, astenuti 1. Il Senato approva. Il decreto sicurezza ottiene la fiducia al Senato e diventa legge, un voto raggiunto dopo una giornata complicata con tensioni in aula durante le quali si è sfiorata la rissa e la dura protesta delle opposizioni. Un provvedimento di 39 articoli che recepisce gran parte del DDL in materia risalente al 2023. Dall'inasprimento delle pene per chi manifesta contro le grandi opere o blocca strade e ferrovie, ma anche per chi commette truffe nei confronti degli anziani, alla stretta sulla cannabis light e sull'occupazione degli immobili. C'è una procedura molto più snella per la liberazione di questi immobili che vengono veramente occupati abusivamente in tempi strettissimi. Poi c'è la truffa agli anziani con una fattispecie penale ad hoc, diciamo, e era comunque molto richiesta. E poi c'è tutta la parte relativa alle forze dell'ordine. Ci chiedevano un fondo a sostegno per tutti i vari procedimenti che si trovano comunque a volte le forze dell'ordine a sostenere relativamente al loro operato, e abbiamo messo appunto la possibilità, quando queste persone questi agenti vengono sottoposti a procedimento, di avere un sostegno economico di 10.000 euro. Critico invece il Partito Democratico. È una risposta, diciamo, tutta volta a aumentare il numero di reati, aumentare le aggravanti, inasprire le pene, ma alla fine non produce in maniera reale una concreta sicurezza per i cittadini. Perché? Perché non ci sono risorse per le forze dell'ordine e perché non si accompagna ad una visione della sicurezza fatta di controllo del territorio una politica di contributi per la rigenerazione urbana, per le politiche sociali, educative. Questo decreto, che è un decreto di populismo penale, ma che in realtà non produce alcun effetto.
Siamo ancora alla cronaca. Assalto al portavalori in A27, sono stati condannati a 28 anni complessivi di carcere i basisti. 9 anni e 4 mesi ciascuno è la condanna inflitta in primo grado ai 3 basisti del comando che il 18 ottobre del 2016 assaltò il portavalori in A27 a Silea. I banditi, mitra in mano, bloccarono un furgone blindato della Civis che trasportava oltre 4 milioni di euro in denaro liquido. L'agguato, studiato nei minimi dettagli, avvenne tra i caselli di Treviso Nord e Treviso Sud. In tribunale a Treviso la dura sentenza nei confronti dei 3 di 42, 56 e 58 anni che dovevano rispondere del reato di rapina, detenzione illegale di armi, ricettazione e lesioni personali. Un colpo messo a segno, oltre che dagli imputati, da altre 10 persone mai identificate. Per bloccare il blindato nell'agguato furono utilizzate 4 auto e un camioncino precedentemente rubati nel Foggiano. I mezzi erano stati trasportati a Treviso utilizzando un tir che arrivò a Silea e che venne parcheggiato nel capannone di una ditta il giorno del colpo. All'interno ci sarebbero stati i veicoli rubati e le armi utilizzate per l'assalto. Per bloccare il blindato, il comando utilizzò dei chiodi che disseminò lungo l'autostrada. L'intero tratto venne praticamente bloccato. Nell'assalto rimase ferita una guardia giurata colpita di striscio da un proiettile sparato dai malviventi. Un colpo che però non fruttò quanto avevano pensato i banditi. Grazie ai sistemi di sicurezza del furgone blindato riuscirono ad asportare circa 400.000 euro. I mezzi usati dai malviventi erano stati spruzzati con la polvere di un estintore per cancellare ogni impronta e traccia biologica, stessa tecnica a quanto pare utilizzata anche per altri assalti simili come quello in Toscana. Il resto della banda è ancora libera. Inseguimento a Porcia nella notte. Un inseguimento nel cuore della notte ha movimentato le strade di Porcia, lasciando dietro di sé danni, paure e molte domande ancora senza risposta. Erano circa le 3 del mattino tra martedì e mercoledì, quando una pattuglia della polizia ha intimato l'alta a un'auto che stava transitando lungo via interna. Alla guida c'era un 27enne di origine camerunense residente a Treviso, ma invece di fermarsi, il giovane ha improvvisamente accelerato, dando il via a un inseguimento ad alta velocità. L'uomo non ha accennato a rallentare, ignorando le sirene e i lampeggianti che lo inseguivano. Una fuga pericolosa in piena notte che avrebbe potuto coinvolgere altri veicoli o pedoni. Il tutto si è concluso bruscamente in via Roma a Porcia, dove il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti carabinieri, agenti della polizia e un'ambulanza. Il 27enne è stato subito assistito dal personale sanitario. Ha riportato diverse ferite, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita. I medici hanno stabilito una prognosi di 40 giorni. L'uomo ora è stato denunciato a piede libero con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Invece a Colle Umberto nel pomeriggio l'addio a Matteo Tomasi. Arrivano le auto dei familiari facendosi largo tra la tanta gente che percorre la salita che porta alla chiesa di San Martino. Un paese intero qui per Matteo Tomasi, per tanti Leo, per altri Toma. Sulla bara chiara, rose bianche e rosse. La semplicità di chi ha vissuto in semplicità, con lo spirito dell'amicizia a guidarlo sempre. A celebrare il rito Don Luca in un giorno in cui le parole non riescono a trovare forma e lascia tutti sguarniti e impotenti. Letta la preghiera dei motociclisti. Grazie Signore per il cielo, le campagne, i fiori, per avermeli fatti vedere così diversi e belli e così tanto miei. Grazie Signore per avermi dato ogni volta la gioia del ritorno alla mia casa. Centinaia le persone che hanno affollato la collina sulla quale sorge la chiesa, tra loro tanti amici e compagni di Matteo, la squadra del Hollywood, gli amici dei motori e dei raduni. E sono loro a rendergli omaggio, gli amici del calcio, con una lettera. Le tue parole non erano mai banali. Sei stato e sarai sempre il nostro portierone Tom. Quest'anno è stato pieno di gioie e soddisfazioni come l'ultimo rigore da te parato. Eravamo pronti a festeggiare insieme, ma purtroppo non sarà possibile. Tuttavia cercheremo di farlo per te, per mantenere vivo il ricordo della persona incredibile che eri. Sei e sarai sempre nei nostri cuori.
Al termine della cerimonia, una lunga fila di moto ad accompagnare il feretro al vicino cimitero, seguito da un composto ma assordante rombo di motori. Voltiamo pagina. Domenica e lunedì si vota per i 5 referendum abrogativi sul lavoro e cittadinanza. Domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 dalle 7 alle 15 si vota per i 5 referendum abrogativi promossi da CGIL più Europa sul lavoro e cittadinanza. Possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni muniti di carta d'identità e tessera elettorale. Ai seggi saranno consegnate 5 schede di colore diverso. In quella verde si chiede l'abrogazione di uno dei decreti attuativi del Job Act che norma le tutele in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle aziende con più di 15 addetti. Il quesito contenuto nella scheda arancione propone l'abolizione delle norme che fissano un tetto di 6 mensilità per l'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori delle piccole imprese e di 14 mensilità per chi lavora nelle aziende con non più di 60 addetti. Il terzo quesito, scheda grigia, propone l'abrogazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81 che disciplina la durata dei contratti a termine senza causali fino a 12 mesi. Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice e subappaltatrice come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici è il quarto quesito contenuto nella scheda rossa. Infine scheda gialla con la richiesta di dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Perché i quesiti referendari siano validi è necessario superare il quorum dei votanti del 50% più 1 del corpo elettorale. E protestano i genitori di Vascona a cui l'amministrazione comunale fa pagare il pulmino scolastico che il prossimo anno chiuderà i battenti, ma non tutti sono d'accordo. Tra calo demografico e ristrutturazioni non c'è pace per le scuole della provincia. Tra quelle che chiudono e quelle che sono costrette a fondersi per risparmiare sulle spese c'è anche il plesso di Vascon di Carbonera che il prossimo anno chiuderà, oggetto di una protesta da parte di alcuni genitori per il pulmino scolastico offerto loro a pagamento, mentre ai residenti di Pezzan è stato dato in modo gratuito. Quello che mi domando io oggi è perché ai ragazzini delle scuole di Vascon che adesso verranno trasferiti presso il plesso di Mignagola venga dato sì il pulmino ma a pagamento a 160 euro l'anno. A farsi portavoce della protesta dei genitori, che però non sono tutti uniti, è Michele Bulgarelli, che ha già iscritto la figlia alle scuole di Maserata per il prossimo anno, ma che tuttavia vuole esporsi per una causa anche insieme al suo gruppo, i Barba Papà, che si occupa di fare volontariato per i più piccoli. Il comune, quando gli è stata posta la domanda del perché a Pezzan avete offerto il pulmino, anche se era una giunta precedente a questa, c'è stato detto quello era un disservizio. Quando è stato detto dell'asilo di Mignagola c'è stato detto questo è un disservizio. A me non mi sembra che la chiusura della scuola di Vascon non sia un disservizio, mi sembra che sia un disservizio bello e buono. A rispondere alla domanda la sindaca Federica Ortolan, che spiega con le ragioni demografiche la chiusura e i costi, la cui sostenibilità verrà garantita solo con almeno 10 bambini iscritti. Solo al termine alla procedura di affidamento del servizio si potrà valutare eventuali riduzioni o gratuità nei confronti dei ragazzi che frequenteranno la quarta e la quinta elementare. In questa fase preferiamo garantire la sostenibilità di un servizio piuttosto che concentrarci su agevolazioni di facciata. Si aggiunge anche Cristiana Sparvoli, capogruppo di impegno civico all'opposizione nell'amministrazione, che annuncia un'interrogazione in consiglio ma anche una domanda. Ma soprattutto chiederemo che cosa si pensa di fare oggi di questo edificio, se c'è una progettualità, se può diventare una casa della comunità, dove i bambini, gli anziani, le famiglie, le associazioni possono ancora incontrarsi e coagularsi intorno ad un posto storico. Parliamo di sicurezza nei cieli. Al 51esimo stormo di Strana gli aerei militari d'Italia e Svizzera per un'esercitazione interforze.
In volo gli Eurofighter e gli F-35 dell'Aeronautica Militare Italiana, assieme agli F-35 della Svizzera e gli F-16 americani, assieme per affinare le attività di coordinamento e favorire uno scambio di conoscenze tecniche. Un'esercitazione importante che arriva in un momento storico internazionale delicatissimo. Alle porte il Medio Oriente in fiamme e la guerra tra Russia e Ucraina. L'aeronautica militare e la forza armata si prepara costantemente e costantemente garantisce il servizio di sorveglianza del nostro spazio aereo nazionale. Esercitazioni come queste con la SIFEX ci permettono anche di cooperare con paesi che non sono necessariamente nella NATO come la Svizzera, ma che sono dei nostri vicini e si integrano di fatto in maniera molto naturale nel dispositivo che è stato creato per questa esercitazione, ma che è lo stesso che fondamentalmente assicura il controllo dei nostri cieli nazionali, ma anche cieli di tutta l'Alleanza Atlantica. Un lavoro che va avanti da anni, spiega il generale Lante, e che assicura la perfetta interoperabilità tra le forze armate. L'importanza è saper garantire questo tipo di integrazione sia qui in questo contesto, sia in tutti gli altri contesti in cui le nostre forze armate, l'aeronautica militare e le forze di altri paesi vengono chiamati ad operare. Piloti giovani che devono operare insieme e risolvere situazioni complesse come quelle per le quali ci stiamo addestrando ora, soddisfatto il generale svizzero Merz, che aggiunge: Visto che lo spazio aereo svizzero è limitato, per noi è molto importante poter cooperare con voi come nazione, perché avete delle disponibilità molto maggiori che le nostre, comunque a imparare a cooperare, e soprattutto perché noi abbiamo dei limiti che sono imposti da quello che è il servizio di volo, che non possiamo fare da noi. Per noi l'importante è anche questa collaborazione, poter anche avere delle forze che sono rappresentate dagli americani e da altre nazioni. Fino al 13 giugno le due nazioni opereranno insieme fianco a fianco, studiando procedure e attività nei cieli, i velivoli di forze diverse ma unite dalla stessa consapevolezza di difendere i propri territori. Entriamo ora nel dettaglio di questa esercitazione. Attività decise congiuntamente e messe in pratica in questi giorni durante l'esercitazione al 51esimo stormo nel pomeriggio, una missione complessa. Avremo un assetto che farà da early warning, quindi da radar in volo, un KV italiano che farà da controllore di volo, ma farà anche la parte dell'assetto pregiato da proteggere, e insieme a lui ci sarà un altro assetto pregiato da proteggere che sarà un P-72 dell'Aeronautica Militare Italiana, che simulerà una missione di ricerca in mare. Loro si occupano principalmente di questo come missione principale dello stormo. Questi due assetti pregiati verranno protetti da 8 velivoli chiamati blu, nel senso buoni, quindi che faranno protezione dei due assetti, che si troveranno ad ovest, quindi prossimi alle coste adriatiche italiane, mentre i cattivi, i red, saranno simulati da circa altri 12-14 velivoli che da est proveranno ad abbattere, ovviamente in maniera simulata, sia l'assetto radar in volo che l'assetto di ricerca in mare. Oltre una ventina di aerei impegnati in uno scenario complicato nel Mar Adriatico, con l'obiettivo di consolidare procedure esistenti, superare eventuali criticità e imparare tattiche diverse. L'Aeronautica Militare Italiana e la Forza Aerea Svizzera stanno operando insieme dal 26 maggio. I dati: abbiamo 57 unità di personale svizzere schierate su Istrana, 6 velivoli F-18, 5 monoposto e un biposto, e più o meno loro volano 12 sortite al giorno, mentre a seconda delle disponibilità dei nostri aerei ne facciamo da 10 a 12. È uno sforzo importante per noi, spiega il comandante del 51esimo stormo, ma ci dà la possibilità anche di vedere come svolgono le attività i diversi sistemi d'arma e apprendere un più ampio spettro di operazioni. Un pilota svizzero ci spiega come sia importante per loro poter operare assieme ai colleghi italiani. Per noi è molto importante per diverse ragioni. La prima è che lo spazio aereo svizzero è piccolo e non possiamo allenare tutto quello che abbiamo bisogno. Venire qua è un'opportunità di poter lavorare un po' più grande, in più lo scambio dell'esperienza, vedere come si lavora all'estero, come gli italiani lavorano, impariamo molto con loro e spero che anche loro imparino un po' con noi. Domenica a Treviso le gare regionali della Croce Rossa, oltre 500 volontari impegnati in tutta la città.
Treviso ospiterà domenica 8 giugno la 28esima edizione delle gare regionali di primo soccorso della Croce Rossa Italiana, un evento di rilevanza regionale promosso dalla Croce Rossa del Veneto su proposta del Comitato di Treviso. L'importanza del primo soccorso, ma soprattutto del lavoro dei volontari, le cui competenze saranno messe in evidenza durante la giornata di gare, nella quale si sfideranno ben 10 squadre nei luoghi più iconici della città, dalla Pescheria a Piazza San Parisio, dai Buranelli a Piazza dei Signori, dove domenica mattina alle 10:15 sfileranno tutti gli oltre 500 volontari che prenderanno parte alla competizione. Non ci si spaventi quindi se si vedranno in giro persone insanguinate o assistite dalle ambulanze. Si tratta di una mera simulazione alla quale la cittadinanza è comunque invitata per meglio comprendere il lavoro dei volontari. Saranno tantissimi i volontari della Croce Rossa provenienti da tutto il Veneto, loro faranno le gare, ma poi ci sono delle occasioni in cui incontrarli, conoscere la loro attività e soprattutto comprendere il valore del loro volontariato e delle nozioni di primo soccorso. Quindi in qualche modo l'amministrazione l'ha sentito subito nelle sue corde, Treviso si è messa a disposizione, chi verrà a Treviso domenica troverà questa bellissima invasione di colore rosso di queste magliette dei volontari, ma soprattutto campi gara che saranno davvero d'effetto. A disposizione dei cittadini anche un villaggio in Piazza Rinaldi con postazioni informative e dimostrative aperte al pubblico e la possibilità di toccare con mano le esperienze come quelle legate al primo soccorso, dal massaggio cardiaco alle manovre di disostruzione pediatrica e per adulti. Si vedrà tutta la trasversalità di Croce Rossa, che non è soltanto il primo soccorso, una parte importante è il primo soccorso, però anche il diritto internazionale umanitario, il sociale, l'approccio con gli altri, i giovani, la sicurezza e tutto ciò che riguarda la strategia 2030, che è una strategia verso la gioventù. Nel villaggio qui saranno presenti delle postazioni per la popolazione, cosa facciamo sul territorio, in che modo lo facciamo e che cos'è Croce Rossa. Quindi vi invitiamo a essere partecipi tutti. Non solo manovre però, anche protezione dei beni culturali tramite il diritto umanitario internazionale e uno scudo blu che verrà svelato sabato alle 7 di sera davanti al Museo di Santa Caterina, un'ulteriore tutela del patrimonio storico in collaborazione con ANCI. Treviso, con i suoi numerosi defibrillatori, è una delle città più cardioprotette d'Italia, un vanto per il comune, ma fondamentale è imparare ad usare questi strumenti in modo efficace e responsabile. Saper utilizzare anche un defibrillatore può fare molto la differenza, perché quando c'è un'emergenza di questo tipo, arrivare tempestivamente sul posto, saper utilizzare un macchinario che sia automatico ma presuppone anche delle competenze ben precise è estremamente importante. E continuiamo a parlare di gare, questa volta però di auto storiche. La manifestazione qui a Treviso è una manifestazione molto collaudata e quindi crediamo che potrebbe essere una nuova fase di rilancio, perché la marca classica sta diventando un marchio non solo dell'Automobile Treviso ma di tutto il territorio della provincia e della marca trevigiana. Fiore all'occhiello dell'automobilismo storico in Italia. Torna con la sua 8ª edizione la marca classica, in programma il 14 e 15 giugno. Gara di regolarità classica valevole per il tricolore della specialità con abbinata la versione turistica. L'edizione 2025 è destinata a segnare una svolta nella storia della manifestazione. Vuoi per le regolamentazioni che sono intervenute e quindi un ampliamento della finestra di partecipazione delle varie auto. Prima marca classica per Stefano Torcellan nella duplice veste di neopresidente di ACI Treviso e direttore di gara. Un'occasione per conoscere da vicino la storia dell'automobilismo, ma anche per ammirare le bellezze paesaggistiche della marca lungo il percorso che da Quinto si snoderà a Castelfranco, Maser, Cison di Valmarino, proseguendo nella seconda parte verso Montebelluna e Signoressa prima del traguardo finale. Il tutto preceduto dalla Power Stage del sabato pomeriggio con partenza da Porta Santi 40. La marca classica fa riferimento alle auto che vanno dal 1900 fino al 2000, quindi abbiamo quasi un secolo di modelli da poter proporre agli appassionati e anche alla cittadinanza. Siamo ora alle notizie dal Bellunese. Parliamo di sicurezza, un patto tra prefettura e comune. Sicurezza è uno dei temi centrali in tutte le città italiane, se non forse il principale.
Anche a Belluno, che per fortuna non ha i problemi di una metropoli, si agisce per prevenire e arginare fenomeni malavitosi e lo si fa con un patto firmato tra prefettura e amministrazione comunale. Sarà utile soprattutto per implementare il servizio di videosorveglianza, che è un'attività fondamentale per prevenire e reprimere i reati. Perché è necessario fare un patto? È propedeutico proprio, oltre che per assumere degli impegni in materia di sicurezza, anche per la implementazione, per poter aderire ai progetti statali sul finanziamento dei sistemi di videosorveglianza. Videosorveglianza che ormai in tante indagini si è rivelata preziosa per individuare i colpevoli, ma che si spera possa anche fungere da deterrente. È uno strumento operativo molto efficace, dai tanti risvolti, dall'implementazione della videosorveglianza a un migliore, se possibile, coordinamento tra l'istituzione comunale e le varie forze dell'ordine sul territorio, a una presenza più capillare delle stesse nell'ambito comunale, ma è soprattutto uno strumento che risponde all'esigenza giusta di sicurezza da parte della cittadinanza, cercando di far combaciare la sicurezza percepita rispetto alla sicurezza reale. La nostra realtà è una realtà per fortuna tranquilla, non bisogna mai abbassare la guardia. Questo strumento è una risposta concreta, effettiva e efficace rispetto a tutte queste istanze che promanano dal territorio e a fronte delle quali c'è una sinergia perfetta, una sintonia di intenti tra il Comune di Belluno, la Prefettura e tutte le forze dell'ordine. È stato arrestato vicino alla stazione ferroviaria di Belluno un trentenne di origini italiane. Il soggetto, fermato dalla squadra volante, era aggravato da precedenti per minacce, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia e sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa con braccialetto elettronico. Fermato senza documenti, si comportava in maniera violenta ed è stato portato in questura per accertamenti. A quel punto ha cominciato a minacciare gli agenti di polizia sferrando calci, pugni e gomitate con relative prognosi agli agenti dai 3 ai 5 giorni. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Belluno. Divise, mezzi e nel cielo l'elicottero. C'è stato un grande spettacolo in Piazza Duomo anche a Belluno per la festa dei Carabinieri. undicesima festa dell'Arma dei Carabinieri. In Piazza Duomo le radici profonde di questa giornata nelle parole del comandante provinciale. Penso che con lo stesso orgoglio guarderebbero oggi ai nuovi servitori dello Stato i nostri caduti nella battaglia del Podgora, di cui quest'anno ricorre il 110° anniversario. In quel lontano 1915, quando il fiume Piave, da cui oggi abbiamo pensato fosse giusto far partire il tricolore issato su questa piazza, qui condotto da un'elegante pattuglia a cavallo. Dicevo, il Piave diventò simbolo della resistenza italica. L'assalto alla quota 240 del Monte Podgora diede prova della fedeltà, della saggezza e del coraggio dei carabinieri, che non si fermarono neanche davanti all'impossibile pur di portare a compimento la loro missione. Caddero in molti, ma come disse il comandante della terza armata all'epoca, diedero prova di tenacia, rimanendo saldi e impavidi, decimati ma non fiaccati. Per l'eroismo dimostrato in quel primo conflitto mondiale, il 5 giugno del 1920 la bandiera dell'Arma fu insignita della prima medaglia d'oro al valor militare e da allora, il 5 giugno, è stata scelta come data per celebrare l'anniversario della fondazione dell'Arma. Un passato glorioso che però trova un senso nel presente, spiegandolo così. Credere fortemente nei valori che sono a fondamento della nostra istituzione, nel senso del dovere, nella necessità di preservare i valori della Repubblica e della Costituzione. Si chiude così il telegiornale, grazie per averci seguito fino a qui. Subito dopo la sigla le previsioni del tempo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.